Pensiero del giorno, venerdì 18 luglio. Riscoprire il valore dell'altro. Proclamate la parola di Dio, siate perseveranti con l'occasione o senza occasione. Argomentate, rimproverate, esortate con instancabile pazienza e con la voglia di insegnare. Seconda Timoteo 4:2. È necessario parlare a tutti sempre. Spesso la parola di vita ci invita a vivere, a essere amore, ma è necessario anche trasmettere la parola, annunciarla, comunicarla, anche coinvolgere gli altri in una vita di donazione e di fraternità. Le ultime parole di Gesù sono state: andate in tutto il mondo e proclamate la buona novella. Anche quando non si può parlare con le parole, si può parlare con il cuore. A volte le parole possono essere espresse solo in un silenzio rispettoso, attraverso un sorriso o interessandosi al mondo dell'altro, a ciò che lo riguarda, ai suoi problemi, rivolgendosi all'altro per nome, in modo che si renda conto che è importante per noi. E in effetti lo è. L'altro non ci è mai indifferente. Come vivere questa parola di vita e annunciare il Vangelo anche se solo a modo nostro? Come donarlo a tutti? Amando ciascuno senza distinzioni. Se siamo cristiani autentici che vivono ciò che il Vangelo insegna, le nostre parole non suoneranno vuote. L'annuncio sarà ancora più luminoso se sapremo testimoniare il cuore del Vangelo, l'unità tra noi, consapevoli che da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Chiara Lubig, estratti dal commento alla parola di vita, ottobre 2007. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.